Un disegno di legge per dire no al gioco d'azzardo che in Italia coinvolge 3 milioni di persone. Lo presenta l'Italia dei Valori e ce ne parla Sonia D'Ottavio. Slot machine e giochi online non devono esserci. Il gioco d'azzardo è la droga del terzo millennio, ma mentre questa è fuorilegge e lo Stato la combatte, il gioco viene addirittura promosso dallo Stato. Contro questa piaga che aumenta con l'aumentare della crisi, l'Italia dei Valori presenta oggi alla Camera le firme per un disegno di legge di iniziativa popolare. Sono 900.000 in Italia le persone dipendenti dal gioco, oltre 3 milioni quelle coinvolte, con un costo enorme, con un'incidenza pesante sulla salute e sulla vita delle famiglie. Noi diciamo no alle slot machine, no ai giochi online, perché non ha senso pensare soltanto a curare chi è affetto dal male senza eliminare il male. È un po' come dire se vogliamo curare chi è dipendente dalla droga ma poi non contrastiamo il traffico di stupefacenti. Con la presentazione del disegno di legge, l'Italia dei Valori chiede al Presidente della Camera l'assegnazione alla Commissione Finanze perché venga esaminato in tempi rapidi. Ai partiti, invece, Antonio Di Pietro lancia una sfida. Vediamo chi vuole stare dalla parte dei cittadini e chi invece sceglie di stare dalla parte delle concessionarie, dei giochi, per far cassa sulla pelle della gente.